Rieccoci di nuovo insieme anche per questa settimana, cari sportivi siciliani di TVM Palermo. Il consueto appuntamento del giovedì dedicato interamente al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Questo è uno spazio che potete anche rivedere attraverso la pagina Facebook Penalty, ma anche sul nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. E se volete rivedere tutte le nostre puntate, potete usufruire anche della piattaforma HBB TV di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. A questo punto partiamo e lo facciamo subito con il campionato di promozione. Partiamo con il girone A. Vittoria fondamentale per il San Giorgio Piana perché con la contemporanea sconfitta del Città di San Vito Lo Capo ritorna solitaria in vetta. Guardiamo i risultati di domenica. Camarat Gemini Calcio 1-1, Cus Palermo batte Parmonval 2-1, Marsala batte Città di San Vito Lo Capo 4-3, Empedoclina batte Casteltermini 1-0. Alba Alcom 1928 batte Giardinellese 4-2, Partinica Audace batte i Carenze 3-0, San Giorgio Piana batte Bagheria 1919 3-1. La squadra palermitana ritorna solitaria in vetta, la troviamo infatti al primo posto con 28 punti, con 25 Città di San Vito Lo Capo, Parmonval 20 punti, con 19 Cus Palermo, Alba Alcamo 1928, Gemini Calcio e Bagheria Calcio 1919. 18 punti il Marsala, con 16 il Camarat, 15 punti Casteltermini, con 12 Partinica Audace ed Empedoclina, 8 punti Giardinellese, chiude la classifica Liccarenze con 0 punti. Tra qualche minuto inizierà il match tra i padroni di casa, il Città di San Vito Lo Capo e il Marsala Football Club. Ecco qui, inizia San Vito Lo Capo, Marsala, con gli azzurri che lanciano il primo pallone avanti alla ricerca di Iannotti. E il Marsala adesso prova ad operare un'azione sull'auto di sinistra, l'accelerazione, arriva il cross, la possibilità del tiro e la palla in rete. Il gol, il Marsala in vantaggio. Può ripartire ancora il Marsala con Vetrano, non si alza la bandierina, 3 contro 2, vediamo gli azzurri cosa faranno. Il tiro centrale, Avignoni non ha difficoltà a parare. Servito adesso Miceli, il lancio per Ramallo, la sua frenata, Ramallo, il cross, Barbera non riesce nella presa e si salva il Marsala. Diciamo questa è la migliore occasione capitata al San Vito Lo Capo, ma il Marsala torna subito in possesso della sfera con questo pallone per Oscar Moreno. Che gol! 2-0 per gli azzurri. Pallone per Rosone, c'è lo spazio per il tiro e il pallone toccato da Barbera che lo spedisce all'incrocio dei pali, e questa sicuramente è la migliore occasione dei padroni di casa. Questo è il miglior momento per la squadra di casa. Il Marsala dovrà essere bravo, arriva il gol, la rete che riapre il match, il gol di testa di Rosone. Ancora Mamone che allarga su Iannotti, non c'è fuorigioco, ancora Iannotti che si sbarazza di Cardella sul secondo palo e il pallone in rete per il terzo gol azzurro. Invocano il calcio di rigore e arriva l'estrema punizione, arriva il fischio. Bulases, il tiro sul quale nulla può Barbera e la riapre. Città di San Vito Lo Capo 2, Marsala 3. Esce il portiere, altro calcio di rigore. Sì. Avignone è uscito con i piedi. Iannotti e la mette dentro per il 2-4. Iannotti. Pallone al centro che termina in rete e c'è la marcatura incredibile
Non siamo riusciti a distinguere il marcatore del gol. E arriva il triplice fischio, il Marsala porta a casa l'intera posta in palio, ma che gran bella partita tra due squadre che non hanno badato ai tatticismi, ma che invece hanno messo in campo ottime trame di gioco. Oggi è stata una vittoria importantissima perché sapevamo l'avversario che era abbastanza forte, molto aggressivo, compatto, un grande gioco, però noi l'abbiamo affrontata bene, sapevamo come muoverci e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria che è importantissima. Eh sì, una bella emozione, contento per la doppietta, contento che abbiamo vinto una partita importante, complimenti al Bagheria e andiamo avanti. Fabio è un leader. Lo ha dimostrato, non solo con i gol ma con la sua prestazione, è stata incorniciata con la doppietta. Il resto del reparto ha rischiato poco, siamo stati cinici quando abbiamo avuto l'occasione di colpire, abbiamo portato a casa, ripeto, una partita che era molto importante. In questo momento essere primi è un vantaggio, sì, però nessuna emozione. Sappiamo quale deve essere il nostro campionato. Sappiamo che è un campionato difficilissimo perché ci sono squadre che si sono rinforzate tantissimo. Oggi c'è stato un piccolo passo falso del San Vito, però ripeto, fare conteggi a questo punto del campionato è molto prematuro, quindi non siamo una squadra che fa voli pindarici, siamo una squadra che si sacrifica, lotta e sa che deve vincere la partita che viene a seguire. Il San Giovanni Gemini è una di quelle squadre che si è rinforzata tantissimo in questa finestra di mercato. Ha preso diversi giocatori e sappiamo che andare a giocare a San Giovanni non sarà semplice, però prepareremo la partita come abbiamo sempre fatto, rispettando tutti e non avendo mai paura di nessuno. È la volta adesso del girone B del campionato di promozione. Ritorna alla vittoria il Rosmarino che continua ad essere leader in questo girone B, ma guardiamo i risultati. Gioiosa batte Atletico Messina 3-0, Città di Galati batte Aquila 3-1, Città di Mistretta batte Sant'Angiolese 5-2, pareggio tra Valle del Mela Calcio e Promende Calcio, Aluntina Nuova Rinascita 0-0, Lascari Cefalù batte Nuova Azzurra Fenice 2-1, Rosmarino batte San Fratello 2-1. E come avevamo anticipato, Rosmarino di nuovo leader in questo girone B del campionato di promozione. Questa è la classifica. Rosmarino 27 punti, 26 Gioiosa, con 24 Città di Mistretta, 22 Aquila, 19 Nuova Rinascita, con 17 punti Città di Galati, 16 punti Lascari Cefalù, con 14 Aluntina e San Fratello, 13 punti Valle del Mela Calcio, con 12 il Promende Calcio, 11 punti Sant'Angiolese, 10 punti Atletico Messina, chiude la classifica Nuova Azzurra Fenice con 8 punti. Una partita rocambolesca, non giocata sicuramente bene, però poi alla fine hai detto in 9, non lo so, la Dea bendata ci ha favorito, ci abbiamo creduto e abbiamo portato 3 punti maestosi. C'è il carattere, c'è la grinta, c'è il fattore fortuna, tutto fa bene, i ragazzi iniziano a stare veramente bene fisicamente grazie al prof. Mi godo questa vittoria onestamente con tutto il cuore. Stiamo recuperando qualche ragazzino che è fuori, stiamo recuperando qualche grande. Sicuramente oggi
restare in 9 in casa contro i difensori espulsi non era semplice, però qualcosa di buono abbiamo fatto. Dopo 30 anni di calcio non mi sono ancora abituato a queste emozioni, perché ogni partita ha la sua storia, ogni partita ha le sue emozioni, le sue difficoltà. Ad esempio oggi abbiamo affrontato almeno un'ora di partita in inferiorità numerica, però abbiamo fatto vedere che crediamo in quello che facciamo. Si perde in 20 e si vince in 20. C'è chi può dare un calcio in più, chi può fare un gol in più, chi può fare un intervento in più, però si vince e si perde tutti insieme. È questo che è importante. Io l'ho spiegato ai ragazzi all'inizio, prima di cominciare, che sia nel calcio, nella vita, in tutto quello che fai, nessuno ti regala niente, ci vogliono solo i sacrifici e credere in ciò che fai. E alla fine, se sei fortunato, vinci come abbiamo fatto noi alla fine, o magari pareggiavamo. Siamo stati fortunati e ci abbiamo creduto fino alla fine. E poi è stato pure più bello che ho sognato io. L'entusiasmo comunque, devo dire, il gruppo, anche perché è formato, come lo sapete, da 75% di ragazzi quasi locali, l'entusiasmo c'è sempre, però se i risultati non vengono si ci allena un po' con amarezza. Ora invece ci stiamo allenando con contentezza, allora qualcosa in più si riesce a fare. Comunque lo sapevamo che oggi era una brutta partita, perché questa è una squadra sgorbuta, è una squadra che gioca con ragazzi esperti, infatti gli facciamo i complimenti e sono convinto che se ne usciranno presto da questa bassa classifica. Con un gol di Cangemi all'ultimo respiro il Rosmarino piega il San Fratello, al quale infligge anche la prima sconfitta esterna del campionato e si conferma capolista solitaria nel girone B di promozione. La prima della classe si dimostra squadra imbattibile in casa e anche contro i neroverdi, che erano reduci da 8 risultati utili di fila, centrano la 6ª vittoria su altrettante gare giocate. Grazie alle immagini forniteci da Davide D'Amico vediamo i gol che hanno deciso la sfida del Biagio Fresina, nuovo campo neutro dei locali, con il San Fratello che la sblocca al minuto 31 grazie al solito Giordano che scavalca Paterniti portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo 4° sigillo in campionato, 2° consecutivo. La capolista reagisce però nella ripresa e al minuto 60 acciuffa il pareggio con Cangemi, che da fuori toglie la sicura al destro fulminando D'Amico per il gol che vale di fatto l'1-1 e il suo 4° sigillo in campionato. Ed è sempre Cangemi a firmare il gol vittoria quando al minuto 95 raccoglie l'invito di Ghirardi e col destro spedisce alle spalle del portiere, facendo così Rosmarino 2, San Fratello 1 e per Cangemi doppietta personale, 5° sigillo in campionato. Il Rosmarino sale in classifica a quota 27 punti e si conferma capolista solitaria con una lunghezza di vantaggio sul Gioiosa, mentre il San Fratello, che perde l'imbattibilità esterna, rimane fermo a 14 punti. E passiamo adesso all'intrigante ma molto interessante girone C del campionato di promozione. Continua la marcia del Real Aci, ma è pur vero che il Nicosia non molla certamente. Ma guardiamo i risultati di domenica. Real Aci batte Città di Aci Catena 6-0, RSC Riposto batte Santa Domenica Vittoria 4-1, Aci Galatea batte Villarosa 1-0, Belpasso 2014 Sant'Alessio 2-2, Nicosia batte Città di Calatabbiano 7-0, Città di Aci Sant'Antonio batte Caggi 2-0, Valdinisi Calcio batte Real Suttano 1-0. Questa è la classifica ad un solo turno dal Giro di Boa. Real Aci al primo posto con 29 punti, 27 Nicosia, 26 RSC Riposto, 25 Città di Aci Sant'Antonio, 20 Belpasso FC 2014, con 18 Aci e Galatea, 16 Sant'Alessio, 15 punti per Valdinisi Calcio e Villarosa, 12 Real Suttano, 9 punti Santa Domenica Vittoria, 7 Città di Calatabbiano. Chiudono la classifica Caggi e Città di Aci Catena con 5 punti.
Tante emozioni al Nuccio Marino nella seconda interna consecutiva del Belpasso, che aumenta la striscia positiva di risultati. 3 per l'esattezza dopo il segno X colto in casa del Valdinisi e il 2-0 sul Villarosa di una settimana fa. Arriva un altro pari in 15 giorni e stavolta col Sant'Alessio, avversario durissimo che in 2 circostanze ha sorpreso nel primo tempo i biancazzurri, costretti quindi a rincorrere e subito al recupero del risultato con il primo gol in campionato dell'ultimo arrivato. Cosimo Montalto, professione centravanti, 37 primavere, non ha bisogno di presentazioni, si è riscommesso dopo i successi di Motta e di fatto è tornato a Belpasso dopo 10 anni. In campo da poco, inizio del secondo tempo, ha trasformato un rigore dalle enormi responsabilità. Stabilità al quinto posto di promozione girone C per il Belpasso, una alla fine del girone d'andata che si chiuderà per l'11 allenato da Dario Suriano sabato in casa dell'Aci e Galatea, che segue di 2 punti. Un minuto di raccoglimento prima della partita è venuto a mancare ieri improvvisamente uno storico allenatore, Stefano Musumeci. Belpasso e Sant'Alessio lo ricordano così. I galletti arancioni subito al primo pericolo con Missale al cross e Tomasello al volo che sfiora il vantaggio. Cosa che accade realmente quando questo micidiale pallone perso da Lupo in mezzo al campo si trasforma in un assist per i protagonisti ospiti di cui sopra, che stavolta centrano l'obiettivo infilandosi in una retroguardia belpassese, leggi di Pietro e Valguarnera, evidentemente non ancora in partita e siamo al 29esimo. Immediata la reazione dei padroni di casa con Federico Luca direttamente da calcio piazzato e senza ulteriori tocchi, con la sigla del gol numero 2 in stagione. Centra il numero 10 del Belpasso, l'1 pari al 37esimo, ridando linfa a una squadra che si toglie di dosso certe paure e inizia a prendere campo nel finale di primo tempo, ma finisce per farsi beffare di nuovo e in contropiede. Tomasello scende a sinistra, ricambia il favore di Missale e lo mette in condizione di presentarsi solo davanti a Colonna, riportando in quota il Sant'Alessio a 4 dall'intervallo. E per poco non ci scappa il tris al 45esimo. Egitto recupera e costringe Tomasello a non gelare il risultato per una conclusione che, per fortuna dei locali, si perde al lato. Finale di primo tempo, Sant'Alessio avanti di un gol, 2-1. La ripresa, un altro bel passo in campo, determinato, grintoso, ci prova in tutti i modi, qui con Luca che alza un po' la mira e poi va all'assist per un doppio colpo di testa a firma di Nicolosi d'Egitto, palla al Lupo che cerca il sinistro al volo, smorzato, finisce sul Ravasco che blocca. Suriano sposta il baricentro della squadra e quindi ecco Montalto in campo che rileva Valguarnera. Tempi maturi per il pari che il Belpasso trova su calcio di rigore generato da questa iniziativa di Milizia e Nicolosi, perfezionata da Lupo e sottoscritta da Luca che aggira Crupi per poi costringerlo al fallo una volta avviata la fuga sul lato corto dell'area di rigore. Dagli 11 metri trasforma Montalto, fa 2-2 e sigla tempo di record la prima marcatura in biancazzurro. Sono trascorsi 6 minuti nel corso del secondo tempo. Ci crede a questo punto il Belpasso. Luca su calcio di punizione per Milizia che fa da torre per Nicolosi, grandissimo gesto atletico ma inefficace per ribaltarla e accendere il San Gaetano Nuccio Marino. Poi altri 2 cambi a ripresa inoltrata, fuori Nicolosi, dentro Mirenna, fuori Lupo, dentro Bonavia e infine Conti al posto di Dirri alla mezz'ora. Proprio Conti e Mirenna, su colpo di testa dalla propria metà campo di Egitto, danno il là a un tiro che sorvola di poco la traversa e alimenta le speranze di un altro bottino pieno in casa a Belpasso, come accade per l'ultima istantanea di giornata che vede sugli scudi Bonavia. L'insistenza però produce solo un corner di fronte a un Sant'Alessio che si difende con ordine. Finisce così Belpasso Sant'Alessio 2-2. Penultima giornata del girone d'andata per i Realaci che affrontano un testacoda del Città di Cicatena. Partenza sprinter del Reale che prende subito il comando delle operazioni, costringendo gli avversari nella propria metà campo. Qui Borzì, attaccato da Mongelli, va al rilancio, intercetta Sciuto, scambia con Strano,
poi si appoggia su Mongelli, Mongelli per Carbonaro, Carbonaro di nuovo da Mongelli che attacca sulla sinistra, il traversone per Daniel Manca che sotto porta non può fallire, sempre Daniel Manca, 7° gol in campionato, al 7° minuto il Real è già in vantaggio. Strano, in profondità per De Carlo, De Carlo bene verso Manca, Manca aspetta la sovrapposizione di De Carlo, lo serve sulla corsa, il cross di De Carlo per Carbonaro di testa, bellissimo, grande azione del Real Aci, ancora Nino Carbonaro, 11 in campionato per il Bomber Granata, 2-0. Torna a spingere anche il Real Aci, De Carlo, lancio lungo verso Manca, grande controllo col mancino, poi assist per Mongelli, posizione giudicata regolare, Mongelli dentro per Carbonaro, Carbonaro il diagonale, ancora Nino Carbonaro, sempre lui, 12 in 11 partite, 3-0 Real Aci. E ormai è un monologo realino, De Carlo in profondità da Carbonaro che entra in aria all'1 contro 1 con Borzì, l'assist per Mongelli, Mongelli col destro sotto la traversa, 5-0 Fabio Mongelli, non segnava con la maglia del Real Aci dal 19 marzo 2022, Leonfortese Real Aci, decise lui quel match. De Carlo e il traversone verso De Leonardis che controlla, serve Sciuto, il dribbling, la conclusione col destro e arriva anche il primo gol con la maglia del Real Aci per Dennis Sciuto. Una vittoria bella, larga e convincente dunque per il Real Aci. Poteva essere una sfida insidiosa, ma un avvio di partita perentorio e 2 gol di grande qualità hanno spianato la strada agli acesi che conquistano così il 5° successo consecutivo. Domenica prossima chiusura del girone d'andata, avversario sarà il Sant'Alessio e sarà una trasferta tosta contro una squadra che ha dimostrato di essere spigolosa e preparata nel corso di questo campionato. Non sottovalutare l'impegno sarà quindi obbligatorio per chiudere così nel migliore dei modi il 2023. Chiudiamo adesso il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D. Penultimo turno del girone d'andata, subito i risultati. Mister Bianco Calcio batte Frigentini 2-1, Pro Ragusa Megara 1908 2-2, Vittoria batte Città di Canicattini 5-0, Priolo Gargallo batte Scicli 2-1, SC Palazzolo batte Villaggio Sant'Agata 1-0, Mascalucia San Pio X batte Virtus Ispica 2020 3-1 ed infine Vizzini batte Città di Avola 2020 1-0. Sconfitta per la squadra di Avola ed il Vittoria ne approfitta per balzare solitario in vetta in questo girone D del campionato di promozione. La squadra del Vittoria al primo posto con 30 punti, con 29 Città di Avola, con 27 Priolo Gargallo, 25 Vizzini Calcio, con 21 Frigentini e Megara 1908, 18 punti SC Palazzolo, con 17 Mister Bianco Calcio, 14 Pro Ragusa, 11 punti Scicli, con 8 Città di Canicattini, Mascalucia San Pio X. Villaggio Sant'Agata 6 punti, chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con 0 punti. C'è entusiasmo, c'è la frenesia di vincere la partita, però in campo c'è anche l'avversario, non ci siamo solo noi. Abbiamo trovato un avversario ordinato, sistemato, che si mette tutti i titoli nella palla e trovare i pertugi giusti non è facile, ecco. Però i ragazzi sono stati bravi, hanno avuto pazienza. L'unica pecca abbiamo preso quel gol, ma delle volte andiamo troppo a 2000, dovremmo un pochettino gestirci meglio, però stiamo migliorando sotto questo punto di vista, altrimenti queste partite non riesci a ribaltarle. Oggi è stata una prova importante, molto importante, perché i ragazzi comunque sono andati sotto e hanno ribaltato una partita difficile contro una squadra, ripeto, che aveva solo 2 under in campo, ben organizzata, ben messa. Non era facile, però alla lunga secondo me ha vinto la squadra che meritava di vincere. Abbiamo rischiato anche nel finale il pareggio, insomma bisogna crescere sotto alcuni punti di vista, ma ci sta.
La classifica, il campo dice questo, ripeto, a noi non ci ha regalato nessuno niente, perciò ce lo prendiamo, se lo prendono i miei ragazzi e tutti quelli che lavorano con noi quotidianamente, che vi posso dire c'è un lavoro immenso dietro, fanno una fatica immensa, dal presidente che fa dei sacrifici immensi, ma io questo lo dedico a tutti i miei ragazzi. Bisogna continuare a lavorare, ecco, bisogna continuare a lavorare. Era una partita difficile perché loro erano messi bene in campo, poi gente d'esperienza, gente grande. Questa partita in qualunque modo la dobbiamo vincere, con le belle o con le cattive. L'importante è che abbiamo conquistato i 3 punti che erano fondamentali. Noi siamo con i piedi per terra, noi il nostro obiettivo intanto è la salvezza. Noi siamo là, noi ci alleniamo come sempre abbiamo fatto, ci impegniamo ogni giorno. Domenica facciamo la nostra partita come l'abbiamo fatto oggi. Non abbiamo paura di nessuno, anzi sono loro che devono avere paura di noi perché noi siamo tutti ragazzini. Il più grande è Mario D'Alessio e il secondo sono io che ho 26 anni, quindi ripeto, non abbiamo paura di nessuno, l'abbiamo dimostrato oggi e lo dimostreremo anche domenica. È stata una partita magari equilibrata, siamo andati in svantaggio e finalmente si è vista una grande reazione della squadra, un grande carattere, cosa che magari ci è mancata nelle altre partite. E come hai detto tu, se eravamo un attimino più cattivi e cinici a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, il rigore sbagliato la potevamo anche vincere. Diciamo che la partita si è messa un po' male, il primo tempo in svantaggio abbiamo concluso. Dobbiamo essere un po' più cattivi, abbiamo sprecato molte occasioni, io in primis mi sono rifatto col gol ma abbiamo sprecato tanto, avremmo potuto fare molto meglio, però mettiamo delle buone basi anche se siamo a dicembre, delle buone basi perché abbiamo reagito bene e abbiamo concluso la partita con il giusto carattere e il giusto atteggiamento. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del campionato di prima categoria. È la volta del rullo con i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi.
Mi aspettavo sicuramente una buona squadra e in effetti in campo si è visto. Noi abbiamo fatto bene nella prima mezz'ora di partita, poi avendo subito il gol invece un po' ci siamo persi sulle distanze, sulle situazioni. Loro sono stati bravi sulle ripartenze, tanto da metterci in difficoltà e raddoppiare. Poi nel secondo tempo ho cercato di mettere più uomini davanti per cercare di recuperare la partita e anche lì gli equilibri chiaramente un pochettino sono andati un pochettino a non essere proprio perfetti, però ci abbiamo tentato, alla fine abbiamo fatto il 2-1 purtroppo negli ultimi minuti, quindi non abbiamo avuto il tempo magari di poter recuperare la partita, però ci può stare, dopo 6 vittorie, un abbassamento un po' di tensione, spero che adesso ci si ricarichi, che sia arrivato adesso il momento in cui magari devi subire un pochettino, ma da domenica prossima dobbiamo subito rifarci di questa sconfitta. Al Comunale di Brolo, nel match valido per la 12ª giornata del campionato di prima categoria Girone B, si dividono la posta in palio Sinagra Calcio e Sporting Termini. Risultato complessivamente giusto per quanto fatto vedere in campo dalle due compagini. Ospiti meglio nella prima frazione di gioco, mentre i ragazzi di mister Bonfiglio hanno la bravura di non scomporsi e disputare un'ottima mezz'ora finale di gara, agguantando il pareggio e poi sprecando diverse occasioni che sarebbero valse il colpaccio. Partono meglio gli ospiti che dopo soli 5 minuti sfiorano il vantaggio con Comella, ma il suo calcio piazzato da 30 metri si stampa sulla traversa. Insiste ancora la compagine palermitana con Camarà, che va al traversone e pesca in area di rigore su Sinno, il cui colpo di testa è alto e sopra la traversa. Viene fuori dunque al 15° minuto il Sinagra Calcio. Natalotto si accentra e calcia col destro, ma la sfera è fuori di centimetri. Ancora Natalotto, approfittando di un'incertezza della retroguardia ospite, giunge in area di rigore, ma è impreciso nel servire Radici. Un brutto pallone perso in uscita dei giallorossi regala una ghiotta occasione a Comella, ma Bonfiglio si supera e respinge in corner. Dopo un solo minuto è il Sinagra Calcio ad avere la palla del vantaggio. Una respinta corta di Rizzo favorisce la conclusione a botta sicura di Domenico Rivici. Spanò fa muro ed evita che la palla finisce in rete. Spinge ancora il Sinagra Calcio con Alessandro Natalotto. Il numero 7 trova da fondo campo un ottimo cross per Radici che colpisce di testa. Rizzo è attento e respinge. Il primo tempo si chiude con un calcio piazzato di Geraci senza che questo impensierisca più di tanto Bonfiglio. In apertura di ripresa lo Sporting Termini va avanti. Su situazione di calcio d'angolo Comella anticipa tutti, colpisce di testa e porta i suoi in vantaggio. Non si fa attendere la reazione giallorossa con Luca Radici che, ben servito da Orifici, impatta debolmente la sfera bloccata dal portiere Rizzo. Al 60° Camarà si invola a rete per siglare il raddoppio, impedito solamente da un super intervento del portierone Bonfiglio. Non è giornata per Luca Radici, che avrebbe ancora una volta la palla del pari. Fogliani lavora un ottimo pallone sulla fascia destra e va al traversone, ma il colpo di testa del numero 11 è ribattuto nuovamente da Rizzo. Si conferma Camarà l'uomo più pericoloso dei suoi. Al minuto 65, dopo essersi ben accentrato, trova una conclusione a giro che si perde di poco al lato. Al minuto 73 il Sinagra trova la rete del pareggio. Leone, servito da Radici, si gira in un fazzoletto e da posizione quasi impossibile batte Rizzo, mettendo a segno la rete che ristabilisce la parità. La partita si fa sempre più avvincente, con lo Sporting Termini che non accusa il colpo, avendo col solito Camarà la palla per riportarsi in vantaggio, ma il numero 8 spreca incredibilmente. Gli ultimi minuti sono però di marca giallo-rossa. All'85° Alessandro Natalotto trova dai 30 metri una conclusione pericolosissima che si spegne a fil di palo, mentre all'88° Rizzo, con l'aiuto della traversa, è chiamato a compiere un intervento straordinario su Tonino Leone.
Sinagra Calcio Sporting Termini finisce così 1-1 ed è il risultato che in fin dei conti può accontentare entrambi. Consolida la seconda posizione a quota 24 punti il Sinagra Calcio, allungando sulla futura Brolo, ma perdendo terreno rispetto alla capolista Bagheria. Stabile invece al settimo posto e a quota 19 punti lo Sporting Termini. A distanza di 15 mesi dall'ultima vittoria casalinga datata 4 settembre 2022, il Pro Falcone torna al successo tra le mura amiche e lo fa battendo un ostico Rodin Milici che era reduce da 2 vittorie consecutive. Una sfida che vede subito gli ospiti in avanti con Torre che serve in aria Martino, il cui colpo di testa non crea problemi a Bregu. Il Pro Falcone non sta a guardare dopo l'iniziativa personale di Quattrocchi che costringe Fazio alla parata. I giallorossi la sbloccano al minuto 36 quando Minghetti approfitta del difettoso controllo del portiere ospite a porta vuota, mette dentro il pallone che vale di fatto l'1-0 per il Pro Falcone e il suo secondo sigillo in campionato. Locali che al 36esimo sfiorano anche il raddoppio con la conclusione di Marcini che si perde alta non di molto. Nel finale di frazione però il Rodin Milici cerca la via del pareggio con Torre che lancia in portacieli, il cui tentativo col mancino non sortisce l'effetto sperato. Così nella ripresa dopo 10 minuti il Pro Falcone trova invece il raddoppio su calcio di rigore concesso dal signor Di Pasquale che giudica dentro l'aria l'intervento di Caliri su Marcini e con lo stesso 10 giallorosso che dal dischetto non sbaglia facendo così Pro Falcone 2 Rodin Milici 0 e per l'esperto attaccante del Pro Falcone si tratta della prima rete in maglia giallorossa. Lo stesso Marcini al minuto 63 ben servito da Minghetti avrebbe anche la chance di firmare il gol del tris ma il tiro dal limite si perde di poco alto sulla traversa. Poi però il Rodin Milici si riporta in avanti alla ricerca del gol che prima accarezza con la conclusione di Torre e al 65esimo trova su calcio di rigore concesso dal fischietto palermitano per l'intervento di Lamacchia su Torre e con lo stesso capitano rossoblu che dagli 11 metri spiazza Bregu per la rete dell'1-2 mentre per Gabriele Torre si tratta della seconda rete in campionato. Nel finale però il Pro Falcone torna a spingere sfiorando per 3 volte il gol, prima con Minghetti che calcia sull'esterno della rete, 2 minuti più tardi con Davide Fazio che davanti al portiere conclude di poco alto sulla traversa ed infine con l'ultimo arrivato Davide Chiofalo dalla Promende che di testa trova la risposta di Fazio. Con questo successo il Pro Falcone sale in classifica a quota 12 punti e si porta a -1 proprio dal Rodin Milici. Il successo di misura in casa del Real Gescal vale l'allungo in classifica per la capolista Monforte che grazie alla concomitante sconfitta del Villafranca si porta a +4 sulla seconda posizione occupata dall'Orsa e prova adesso la fuga solitaria. Un match che i neroverdi di Salvo Cambria approcciano bene sfiorando a più riprese il vantaggio. Al quinto minuto Venuti di testa manda di un soffio alto sulla traversa il cross di Bartuccio. Un minuto dopo lo stesso Bartuccio col destro costringe Billet a rifugiarsi in angolo. L'estremo di casa sale in cattedra in altre 3 occasioni disinnescando prima la zuccata di Dama, poi chiudendo la porta in uscita su Venuti ed infine deviando in corner la conclusione del solito Bartuccio. Gli sforzi del Monforte però vengono premiati al minuto 29 quando il direttore di gara concede ai neroverdi il calcio di rigore per un tocco di mano in aria da parte di D'Urso e Condama che dal dischetto batte Billet portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo 12° centro in campionato, il 5° consecutivo. Nella ripresa il Real Gescal tenta comunque la reazione al 65esimo, reclama un calcio di
di rigore su Monaco, ma il direttore di gara lascia giocare tra le proteste dei locali. Insiste la squadra di Platania, ma i tentativi di Losurdo al 70° e quello di Barbera 10 minuti dopo non sortiscono il pareggio sperato. Nel finale però il Monforte la potrebbe chiudere prima con Venuti, che a porta vuota spara alto sulla traversa all'invito di Mastroianni, e poi al minuto 85, quando l'arbitro concede loro il secondo penalty di giornata, giudicando falloso l'intervento di Monaco, e Condama che stavolta dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Billet che respinge. Con questo successo il Monforte sale in classifica a quota 32 punti e si conferma capolista solitaria in testa al girone C di prima categoria. Sfida Real, che chiude la 12ª giornata del campionato di prima categoria. Si affrontano infatti Real Itala per Franco Zagami e Real Rockenere. Completo blu per la Real Itala, in nero invece la Real Rockenere. A fondo Rockenere con Peppe Amante, aspetta la sovrapposizione, poi si mette in solitaria, prova il cross che diventa un tiro, disinnesca Di Pietro in calcio d'angolo. Risponde la Real Itala con l'avanzata da parte di Tuccio, ancora Tuccio, lo scambio, sempre Tuccio, carica il mancino, deviato, c'è l'intervento che diventa un autogol che porta in vantaggio la Real Itala per Franco Zagami, il mancino di Tuccio, deviato sfortunatamente nella sua porta da parte di D'Angelo. Su punizione ci prova Peppe Amante, il morso dello squalo che va a centimetri dal pareggio. Ancora Rockenere, si passa sempre da Amante, ce l'ha sul destro, poi cambia, va sul mancino, lo prova, termina però alto. Azione sulla destra con Aloisi, il tocco sulla propria verticale, c'è il pallone in mezzo per Peppe Amante che non riesce a deviare nel tapin vincente. Azione sulla destra stavolta per la Real Itala con Tavilla, si gira, la mette in mezzo Tavilla, la deviazione da parte di Costa, ordinaria amministrazione per Brunetto. Romeo, occhio qua, la palla rubata da parte di Peppe Costa, ancora Peppe Costa, avanza, esplode il destro, una mina potentissima sotto la traversa, nulla da fare per Di Pietro, il gol di Peppe Costa rimette tutto in equilibrio, siamo 1-1. Ancora Rockenere con l'avanzata di Aloisi, la lascia lì per l'inserimento e il destro da parte di Uscenti che non riesce ad angolare e Di Pietro può bloccare. Di punizione ci prova, ancora Peppe Costa, Di Pietro risponde sempre presente. Occhio al cross in mezzo dalle parti di Bonamonte, controlla Mancino, chiuso in calcio d'angolo da parte di Sacca. Corner battuto velocemente, il tocco in mezzo, palla che arriva buona per il tap-in, disinnescato da parte di Briguglio che salva tutto, si resta 1-1. Bonamonte, il tocco arretrato per l'avanzata di D'Angelo, prosegue ancora D'Angelo nella sua corsa, chiede ed ottiene lo scambio con Tavilla, ancora D'Angelo col destro, sfiora il palo, quasi in chiusura, la Real Itala va vicina al gol del raddoppio, rimessa a cercare e trovare Tuccio che controlla, finisce a terra, fischia 3 volte, però il direttore di gara che la chiude qua, termina col risultato di 1-1 tra Real Itala e Real Rockenere, il posticipo della 12ª giornata del campionato di prima categoria, un punto per parte per le due compagini messinesi.
Il Campanarazzo domina la scena e si tiene stretto, un sorprendente, se pensiamo ai piani di inizio stagione, quarto posto. Alla pari di Scordia, 0-0 con palo di Russo e Tomaselli, eroi di giornata che ha neutralizzato un rigore nel finale, e con un imponente successo sulla Leo Soccer a 90 minuti dalla fine del girone d'andata. 2-0 netto, rotondo, autoritario, senza spazi concessi agli avversari. Insomma, con tutte le qualità da top class di un girone E di prima categoria siciliana, sempre più alla luce del sole e diretto dalle 3 favorite. E con il Campanarazzo zitto zitto, quarto, a 22 punti. A proposito di indiziate alla promozione, lo era il San Pietro a inizio stagione, adesso finito nell'anonimato, e sarà proprio lui ad ospitare i mister bianchesi in terra clarentina domenica alla Paolo Ligandro. Prevarranno motivazioni, stato fisico di assoluta brillantezza, voglia di divertire e divertirsi prima del Natale 23 e magari oltre. Lo scopriremo domenica 17 dicembre di che pasta è fatto il Campanarazzo. Già, perché la squadra vista ieri non ha sbagliato un pallone, magari sotto porta forse sì e l'avrebbe chiusa anzitempo. Ha espresso 90 minuti di intensità con ordine, mente e energie distribuite senza brusche accelerazioni. Insomma, un perfezionamento settimanale che, miscelato con la serenità e la voglia di divertirsi senza dover a tutti i costi rincorrere l'obiettivo, stanno facendo del Campanarazzo un giocattolo perfetto, ovviamente sempre nel rispetto di una tranquilla salvezza. Senza dimenticare l'apporto dei subentrati in corso di ripresa e degli assenti, una difesa granitica gestita senza il minimo margine di errore da Danilo Fazio e Celi, vivacizzata sulle fasce da Palmeri e Motta, tutti davanti a Tomaselli tra i pali. Un centrocampo sapientemente ricamato da Capitano Russo, Milazzo, Gelardi e Testa. Un attacco che non ha superato, almeno ieri Primo Rivoli l'ha improntato sulla linea verde, i 21 anni di età nel segno di Anfuso e Sapienza. Quest'ultimo abile a sbloccare il risultato su cross di Russo, assist e poi dinamica del gol, tutta di destro, stop morbido nel cuore dell'area di rigore ed effetto dosato verso la porta con il pallone scagliato che vale l'1-0. E mentre Testa ha fatto gridare al raddoppio, fermato solo dalla traversa alla mezz'ora, alla Leo Soccer è rimasto davvero poco in termini di reazione. Qualcosa sì, ma poco più che un solletico all'attentissima retroguardia di casa. Dicevamo, le chance per chiuderla da parte del Campanarazzo, quella più clamorosa a inizio ripresa. Lancio di Palmeri da palla inattiva, Testa largo per Anfuso che sombrera rendendo la vita durissima a Tinè e Motta che divora il 2-0. Gli ospiti ringraziano e la partita rimane in bilico. Come accade quando di nuovo Palmeri fa da assist a sinistra, stavolta per Sapienza che strozza il destro, non limpido come sopra e come più avanti. Notasi come la giocata inizi da questo pallone strappato con grinta da parte di Roberto Testa, simbolo dell'11 in maglia bianca che viaggia su un altro pianeta a livello di ritmi rispetto agli avversari, che, come se non bastasse, rimangono pure in 10 per un rosso diretto a Monaco, inflitto per qualche parola di troppo proferita all'arbitro contraffatto, il quale è poi chiamato a giudicare un possibile episodio di rigore nato da questa pregevole giocata di Milazzo e che non viene giudicato tale nello scontro tra Tinè e Anfuso. Nessun reato in caso di concessione della massima punizione. Rivoli opera 5 cambi da metà ripresa in poi. I primi sono dedicati a Salvo Mirabella che si rivede dopo infortunio. Va dentro al posto di Gelardi, poi Gugliuzzo che rileva Milazzo. In mezzo all'apoteosi, l'happy ending che giustifica l'andamento della partita. Il raddoppio di Gianfranco Russo che a Scordia una settimana fa ci era andato vicino al primo acuto personale in campionato e al termine di questo corner ci riesce insaccando di potenza. 2-0 al minuto 87, game over Alto Lucio La Piana, un andamento forse sin troppo scontato e scritto per rovinare la favola Campanarazzo di mezzo dicembre. Il minutaggio dedicato a Costanzo, Michele Fazio e Contarini, nei minuti finali e in pieno recupero al posto di Sapienza, Anfuso e Motta, quindi il tris sfiorato da Gugliuzzo. Attimi di un finale coi primi brividi d'alta quota e di classifica, con il Campanarazzo che c'è dentro in tutto e per tutto.
La prima vittoria in trasferta in casa del Niscemi permette al Sant'Anna di balzare appena fuori dalla griglia play-out, poco per sentirsi al sicuro, ma una sterzata importante per le ultime battute del girone d'andata. Allo stadio Enrico Greca di Pergusa, l'11 guidato da mister Ivan Orlando ospita il Gera per l'11ª giornata, il girone F di prima categoria. Uno sguardo alla formazione rossa-azzurra che scende in campo con Patri Nicola in porta, Tomasello, Dottore Maesano, Buscemi, Parisi, Di Stefano, Simone Riccobene, Legname, Menzu e Francesco Riccobene. Dirige la partita il signor Ettore Calà Campana. Passiamo al film della partita grazie all'ausilio delle immagini a cura di Silvio Di Liberto, completo rosso con inserti blu per i padroni di casa, maglia verde fluo con calzoncini bianchi per la compagine gelese. Primo squillo di marca ospite allo scoccare del quarto d'ora con il destro dal limite di Valenza deviato per poco. Non sorprende Patri Nicola, risposta ennese che non si fa attendere sul ribaltamento di fronte e il destro di Riccobene da distanza proibitiva a fischiare vicino all'incrocio dei pali. Al 20° ancora Riccobene prova a correggere la mira sul buon pallone lavorato da Di Stefano, destro largo di un paio di metri. Compagine gelese che non è giunta a Pergusa per fare da sparring partner e lo dimostra al giro di boa della prima frazione con l'ordigno mancino di Ruscica, prontamente disinnescato da Patri Nicola. Alla mezz'ora uno schema da fallo laterale dei uomini di mister Orlando libera al tiro Maesano, mancino potente ma non preciso. Break offensivo del Sant'Anna al minuto 32 con Parisi che strappa sulla tre quarti prima di allargare la sfera alle parti di Riccobene, bordata da posizione defilata che esalta i riflessi di Cannizzo, provvidenziale intervento dell'estremo difensore gelese che merita il nostro replay. Gela in vantaggio al minuto 33 su un pallone scodellato dall'arbitro, si fa trovare impreparata la retroguardia ennese sul repentino giro palla ospite, traversone dalla destra che pesca la testa di Ruscica e 0-1 all'Enrico Greca di Pergusa. Compagine di mister Ivan Orlando che prova a correre ai ripari, Simone Riccobene vince un contrasto al limite d'area avversaria e prova il destro largo di un metro circa. Gioco molto fluido all'Enrico Greca di Pergusa sul giro palla orizzontale del Sant'Anna. Di Stefano allarga da Riccobene, sterzata sul mancino, tiro deviato, Cannizzo guarda e prega il pallone, conclude in corner. Duplice fischio del signor Calà Campana, Gela che chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla marcatura di Ruscica. Dopo 2 giri di lancette al rientro in campo delle formazioni, sgasata sulla destra Iapichello che cade in area, si rialza, calcia trovando il provvidenziale intervento sulla linea di Legname. Sant'Anna che prova allora ad innescare i calciatori di maggior talento. Parisi serve al limite Riccobene che mette l'incrocio nel mirino mancandolo per centimetri. Primo cambio per mister Orlando al 53esimo che getta nelle mischia Algozzino. Al 57esimo Di Stefano viene fuori dall'area a legare il gioco, destro velenoso dai 25 metri che fa percorrere un brivido lungo la schiena di Cannizzo. Massimo sforzo offensivo profuso dal Sant'Anna. Parisi dalla tre quarti scodella in area un traversone velenosissimo sporcato in corner da Argirdeni, deviazione non ravvisata dal direttore di gara. Gelesi che si riaffacciano in avanti con il corner del subentrato Boni, smanacciato da Patri Nicola sui piedi di Matteo Parisi che per poco non trova l'Eurogol di giornata. Al 68esimo tocca ad Imbrosiano fare il suo ingresso in campo. 2 minuti più tardi punizione da distanza proibitiva che non spaventa però Buttiglieri, mancino diretto all'incrocio sul quale si deve impegnare Patri Nicola. Gela che indirizza il risultato finale al minuto 77 sul sanguinoso pallone perso in uscita da Parisi. Ripartenza mortifera con Argirdeni che serve in profondità Ruscica, scarico a rimorchio da Scicolone che disegna un perfetto arcobaleno nell'uggioso pomeriggio di Pergusa. Impietrito Patri Nicola, il Gela raddoppia e 2-0 all'Enrico Greca. Nel finale allora mister Orlando getta nella mischia campione per Menzo al minuto 80. Sant'Anna che ha l'occasione di rientrare in partita con il piazzato di Di Stefano sul primo palo, lì dove un calciatore gelese atterra malamente l'avversario. Calcio di rigore accordato dal fischietto etneo. Di Stefano dagli 11 metri è glaciale nell'esecuzione, riaccendendo il finale dell'Enrico Greca di Pergusa. All'85esimo calano le tenebre sul sintetico di Pergusa quando Ruscica prova a mandare i titoli di coda sull'incontro. Patri Nicola non è d'accordo. 2 minuti più tardi clamorosa ingenuità di Buttiglieri che a gioco fermo calcia il pallone in tribuna rimediando il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso. Gela che tutto sommato nel finale riuscirà a gestire l'inferiorità numerica senza troppi patemi d'animo. Termina così la sfida, il Gela si impone all'Enrico Greca di Pergusa per 2-1. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
prima di chiudere la nostra trasmissione, spazio dedicato anche al calcio femminile siciliano. Seconda giornata di ritorno, Virtus Femminile Marsala batte Palermo 2-1, Giovanile Rocca batte GSL Brolo Squadra A 2-1 ed infine Vigor Montelepre batte Sport Palermo 11-3. In classifica balza in vetta la Giovanile Rocca, al primo posto con 14 punti, con 13 GSL Brolo Squadra A, 7 punti per la Virtus Femminile Marsala, 6 punti per la Vigor Montelepre, con 0 punti Sport Palermo. Fuori classifica il Palermo. Parliamo adesso del girone B, anche qui si è giocata la seconda giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Scicli Siracusa Calcio 0-0, Unime Messina batte Alfa Sport San Gregorio 13-0, GSL Brolo Squadra B batte Vittoria Calcio Femminile 1-0. In testa abbiamo la conferma del Siracusa Calcio, ancora al primo posto con 16 punti. Con 12 Unime Messina, 10 punti Scicli, con 3 Alfa Sport San Gregorio, 0 punti per il Vittoria Calcio Femminile. Fuori classifica la GSL Brolo Squadra B. E così anche per questa settimana con i risultati e le classifiche dei 2 gironi del campionato di eccellenza femminile chiudiamo la puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, vi voglio anche ricordare che se volete rivedere le nostre puntate potete farlo tranquillamente visitando la nostra pagina Facebook Penalty oppure anche il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty